Traffico in tilt in autostrada e lunghe code questo pomeriggio a causa di un tamponamento a catena avvenuto attorno alle 12 che ha visto coinvolti 6 tir con perdita di carico e materiale inerte. Viabilità bloccata sul tratto autostradale fra Duino e Monfalcone Est in direzione Venezia al chilometro 518. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia stradale di Gorizia e il personale di Autostrade Alto Adriatico. 4 dei 6 mezzi coinvolti sono risultati pesantemente danneggiati. All'arrivo dei pompieri tutti gli autisti dei camion incidentati erano già usciti autonomamente dalle cabine di guida. 2 di loro sono stati assistiti dai medici del 118 e successivamente trasportati all'ospedale per accertamenti. I vigili del fuoco hanno poi iniziato le operazioni di messa in sicurezza per consentire al traffico di scorrere e visto che le operazioni di rimozione dei mezzi e del materiale ha richiesto diverse ore, è stato predisposto uno scambio di carreggiata per i soli mezzi pesanti, consentendo a quelli leggeri di uscire a Sistiana e rientrare a Monfalcone. Molti viaggiatori hanno dovuto rinunciare a imboccare l'autostrada e scegliere di percorrere la statale. I vigili urbani hanno quindi lavorato per garantire al meglio lo scorrimento del traffico a Sistiana. Il tratto autostradale fra Duino e Monfalcone Est è stato riaperto poco prima delle 16.